SOS Casa. Forse non tutti sanno che il 21% degli sfratti in Veneto avviene nel comune di Vicenza, praticamente 1 su 5. Nella lunga stagione della crisi, questi sono numeri che CISL e CGIL lanciano come allarme sociale. Ci sono famiglie a basso reddito che rischiano di restare in mezzo alla strada, a meno che non riescano ad accedere all'edilizia residenziale pubblica. C'è necessità di dare una mano a tanti cittadini, a tante famiglie almeno che non riescono a pagare l'affitto nel mercato libero, che hanno diritto ad avere una casa popolare perché sono in graduatoria per avere una casa da parte del comune. Ad oggi a Vicenza ci sono 1500 alloggi di edilizia residenziale pubblica, di cui 1200 impegnati e circa 300 liberi ma ad oggi inutilizzati. Ci sono 300 appartamenti di AMCPS che non sono assegnabili, per quale ragione non si sa, alcuni probabilmente necessitano di grosse manutenzioni, altri addirittura forse non sono nemmeno riassegnabili, ma altri potrebbero semplicemente avere bisogno di una mano di bianco. Non lo sappiamo, ecco, noi vorremmo saperlo. Per questo CISL e CGIL hanno scritto una lettera al sindaco di Vicenza chiedendo al comune di mappare gli alloggi ERP liberi, capire che tipo di interventi bisogna fare, valutare le risorse necessarie e reperirle tra Regione e Unione Europea. Il Comune si è reso disponibile a aprire il tavolo insieme a noi, ci aspettiamo risposte in tempi celeri perché le persone hanno bisogno.